È una morte che interroga tutti, quella di Abu Youssef Abanub, lo studente 19enne di La Spezia accoltellato davanti alla sua classe. A Padova il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Commerciale Calvi e dell'Istituto Tecnico Professionale Leonardo da Vinci ha scritto subito alle famiglie. Sono rimasto come molti molto colpito di questo fatto e ho pensato appunto di tradurre e di mettere la mia vicinanza alle famiglie e al personale, e devo dire che ho ricevuto anche dei consensi degli attestati di stima, quindi il mio messaggio è arrivato. Noi dobbiamo agire come istituto formativo, è la famiglia. Il primo presidio culturale è la famiglia, quindi in un'alleanza educativa, nella famosa comunità educante, la famiglia deve essere al primo posto, e quindi la famiglia deve verificare, controllare e relazionarsi con la scuola. 2000 studenti nelle due scuole, dinamiche diverse, anche abitudini diverse. Sull'uso del metal detector Turetta sposa quanto detto dal ministro dell'istruzione e del merito Valditara. Io sono molto d'accordo con il ragionamento del ministro Valditara, ovviamente non sistematizzandolo, cioè non estendendolo a tutte le scuole, ma laddove le condizioni e i contesti fossero sicuramente favorevoli per prevenire quello che potrebbe diventare un problema.